Ieri che io sono al lavoro, dopo sua mamma ha chiamato io che Najib stava male. E quando io ho tornato a casa non c'è niente da fare. In pochi minuti suo figlio Najib se n'è andato, a 12 anni. Ieri il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. La famiglia di origine ghanese vive in via Giovanni XXIII a Borbiago di Mira. Najib era in casa, racconta il papà, quando ha iniziato a sentirsi male. E lui sta giocando con suo fratello, no? Dopo lui è seduto sul divano che sua sorella ha chiamato a mamma. E mamma è venuta a vedere, lui ancora spera male. Lei voglio chiamare 119, dopo ha chiamato carabinieri, loro è venuto a prendere bambina, ha portato farmacia. In attesa dell'ambulanza, i carabinieri sono corsi nella farmacia vicina perché provvista di defibrillatore, dove il personale ha tentato di rianimare il dodicenne, e così anche in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Dolo. Ma il cuore di Najib, già operato nel 2019, questa volta non ce l'ha fatta. Suo cuore questo hanno operato, dopo lui comincia, non è tante cose, non va bene. Prendi medicina mattina alle 8, alle 10, mezzogiorno, ogni giorno. La famiglia, residente a Borbiago dal 2007, è conosciuta e ben inserita nella comunità, così come Najib, ricordano il papà e la sua insegnante di arabo, rappresentante del centro islamico. Lui piace andare a scuola, se lui non va a scuola sempre piange a casa, sempre pronto per la scuola. Tanti amici a scuola. Era praticamente il bambino di tutti. Era mio figlio, figlio dell'altra maestra, era amato da tutti, da tutti. Infatti ieri siamo rimasti scioccati. Sconvolta la comunità a partire dall'amministrazione. È un grande lutto, una tragedia che ha colpito tutti. Come amministrazione siamo ovviamente vicino alla comunità, alla famiglia. Ho avuto modo di telefonare e parlare con il padre per testimoniare la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Quando accadono queste cose si resta sempre interdetti, addolorati, quindi in questi momenti non resta che stare vicino alla famiglia, ai fratelli, ai familiari e veramente vivere questo lutto con tutta la nostra sensibilità. Najib lascia i genitori e 4 fratelli. L'Università di Padova ha chiesto alla famiglia di poter avere il suo cuore per la ricerca.